Quando ho iniziato questa avventura non avevo per nulla le idee chiare su quello che avrei fatto successivamente. Solo una cosa mi era chiara in testa, ovvero restaurare i vecchi vigneti di famiglia e fare il vino. I primi anni di partenza dell'attività ho lavorato io in prima persona nel campo. Mi sono gestito il vigneto per 2 anni prima di trovare dei collaboratori che mi dessero una mano. Primo per una questione di soddisfazione personale, secondo per capire esattamente cos'è il lavoro. Siamo un'azienda agricola con agriturismo, quindi chi viene qua, innanzitutto l'attività che viene in concomitanza con l'agricoltura è l'ospitalità. Per noi è importante che un cliente che viene qua a soggiornare viva delle esperienze che possono essere la degustazione dei nostri vini, dell'olio, delle confetture, ma anche a tavola. Quando noi portiamo un piatto a tavola lo raccontiamo, perché alcuni sono nostri prodotti, altri di aziende agricole locali. Quello che per me è più importante è far rete con il territorio. La vita agricola oggi deve farsi riconoscere o anche conoscere addirittura, perché non tutti hanno bene in chiaro che cos'è il sacrificio che ci sta dietro e le gratificazioni che vengono dopo. È abbastanza difficile farla capire, perché è difficile spiegare tutto il processo che ci sta dietro a un semplice piatto, a una semplice bottiglia di vino, a una bottiglia di olio e la storia che c'è qua. L'azienda agricola è biologica, quindi il rispetto per il territorio è il massimo. L'uva che portiamo in cantina deve essere al massimo della sua qualità e sanità soprattutto. Questo ci permette in cantina di non andare a lavorare eccessivamente sui mosti o sui vini in fermentazione. Il risultato alla fine del percorso di vinificazione, affinamento eccetera sono dei vini molto freschi, molto eleganti che parlano tantissimo di territorio. Il sogno è riuscire a produrre tutto ciò che la mia terra mi consente, quindi creare un po' l'idea della corte autosufficiente. L'agriturismo si chiama Corte San Mattia perché l'idea era di evocare un po' le curtis medievali in cui l'economia era chiusa, in cui all'interno si producevano i prodotti necessari all'attività, alla vita della curtis. Noi abbiamo un agriturismo per cui non è più un'economia ristretta, è anzi una cosa ristretta aperta a tutto il resto del mondo, perché aspettiamo gente da tutti i continenti. In questa attività mi sono lanciato da solo, però mi piace pensare di aver lanciato la scintilla che ha dato fuoco a questo falò che adesso stiamo coltivando io e mia sorella insieme. Sì, è vero, io sono il vento, ma a volte devo essere anche un po' acqua per contenere questo fuoco.